Il mare è calmo, la temperatura mite ha scatenato nuovamente gli sbarchi verso la Sicilia. Sono 18 gli sbarchi nelle ultime 24 ore con piccole e grandi imbarcazioni giunte nell'isola di Lampedusa, già collassata dalla presenza di 1400 migranti nell'hotspot di Contrada Imbriacola. Sono 400 i migranti di nazionalità diverse, tra uomini, donne e bambini, arrivati nelle ultime ore nella più grande delle isole delle Pelagie. Uno dei pescherecci in ferro in avaria è stato intercettato a circa 3 miglia da Lampedusa e poi recuperato dalla Guardia di Finanza. Salgono quindi a quasi 1000 i migranti sbarcati stamane sull'isola. Dapprima erano sbarcati 415 con 2 barconi, poi altri 2 sbarchi nel giro di un quarto d'ora, per un totale di circa 1400 migranti. È necessario un incontro con il presidente Draghi. Con milioni di italiani in difficoltà non possiamo pensare a migliaia di clandestini, già 12.000 sbarcati da inizio dell'anno. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini dopo il maxi sbarco nelle ultime ore a Lampedusa. Ed il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, che sarà a Tunisi il 20 maggio prossimo, ha sentito il capo del governo Mario Draghi. Sul tavolo l'idea di costituire una cabina di regia per affrontare il dossier insieme a tutti i ministri coinvolti, oltre all'interno, la difesa e gli esteri, in modo da pianificare misure prima dell'estate prossima, che si annuncia sicuramente molto trafficata. Al Viminale si segue naturalmente con grande attenzione quanto sta accadendo in queste ore, dove sono numerose le imbarcazioni sfuggite ai controlli dei libici, oppure, come si sussurra, potrebbero averli lasciati partire da aree non controllate. Quello che è certo è che in Libia, come in Tunisia, il controllo delle coste si sta dimostrando inefficace, così come quello delle frontiere desertiche del sud, dove passa il flusso proveniente dall'Africa centrale. Una situazione davvero complicata dunque per il governo italiano, che punta ad affrontare in tutti gli aspetti, coinvolgendo diversi ministri del governo, per imprimere un'azione forte e determinata che alleggerisca la già difficile situazione dei migranti che sbarcano, con tutti gli adempimenti del caso e le problematiche connesse al Covid, navi destinate alla quarantena i cui bandi prossimi alla scadenza devono essere rinnovati.